Benvenuti, bentrovati, l'ultimo appuntamento settimanale, siamo di ritorno dopo Natale e Santo Stefano in questa settimana che inevitabilmente ci porterà piano piano verso la fine dell'anno. E allora buona giornata a tutti voi, naturalmente buone feste, andiamo a vedere quali sono le principali notizie attraverso il nostro canale, la nostra web tv www.venetoglobe.com e attraverso il digitale terrestre di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che potrete vedere sul 95, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo subito ad aprire il nostro giornale sportivo con una triste notizia che riguarda la morte del professor Aldo Masi, uno sportivo a tutto tondo, veramente un professore di scuola dalla voce unica e scopritore di molti talenti nell'atletica, nella sua amata atletica. È morto il giorno di Natale a soli 78 anni. Nella pallacanestro, adesso le notizie, nella pallacanestro di A1 la TVB di Max Menetti gioca questa sera contro Sassari alle 20:30 al Palaverde dove ci si aspetta forse quasi un tutto esaurito. Sentiamo Max Menetti. Beh sì, poi anche perché dopo la partita di Cantù c'era poi poco da festeggiare, quindi più che altro abbiamo lavorato e ci siamo preparati a una partita molto difficile, è una partita che tecnicamente credo che si presenti da sola, anche e soprattutto per la forza dell'avversario. È una squadra che sta facendo benissimo in Italia e in Europa da un periodo molto lungo, perché dalla scorsa primavera che stanno facendo molto bene. È una squadra molto forte, completa, come dicevo, e soprattutto lo dicono anche i fatti. È l'unica squadra che veramente ha messo sotto la Virtus in Italia. Ne hanno fatto due squadre, penso. Una è stata il Sassari battendo, l'altra è stata Venezia, non riuscendo purtroppo a portare, purtroppo per Venezia, a portare a casa la vittoria. Quindi questo rollino di marcia già e il fatto di aver messo sotto la Virtus Bologna e dopo averla vista anche ieri sera vuol dire che sono una squadra veramente molto forte. Quindi servirà una grande impresa, servirà una di quelle che, come sapete, io chiamo le nostre notti magiche. Ci vorrà veramente tanto impegno, ci vorrà tanta concentrazione, soprattutto la cosa più importante in questi periodi, chi arriva con la pancia più vuota di solito riesce a giocare partite competitive. Naturalmente questo non basta solo, mi stupirei che comunque dopo la partita di Cantù i nostri ragazzi non avessero la pancia totalmente vuota come dovrebbe essere, però insomma che ci sarà una grande atmosfera, anzi più che un appello è un consiglio che do, ecco, domani da stasera tutti a digiuno perché bisogna arrivare veramente tutti quanti, bisogna arrivare tutti quanti affamati perché tanto siamo sulla stessa barca, ragazzi. Sono partite che hanno sempre un peso specifico importantissimo per il nostro obiettivo, per il nostro futuro e per la nostra stagione. Quindi se posso dare come ho fatto io da ieri sera che non mangio, bisogna arrivare veramente belli leggeri e fare una grande partita tutti insieme in un Palaverde che si preannuncia molto vicino al sold out. Per quanto riguarda il mangiare, poi fate un po' come volete, non occorre che seguiate l'indicazione di Max Menetti, però sarà una notte magica, ce lo auguriamo. Arriva il Poz con il suo Sassari alle 20:30 al Palaverde. Il derby bolognese ha visto la vittoria della Virtus Bologna sulla Fortitudo Bologna per 94-62. Venezia, l'Umana Reyer Venezia ha battuto Roma per 79-79 a 77-77. Trento ha battuto Trieste 80-53. Si torna in campo il 29 e 30 dicembre, dopo questa sera, Trieste Fortitudo Bologna, Venezia Pesaro e per l'appunto Brindisi Treviso. Ancora di pallacanestro in Coppa, Milano ha perso ancora contro il CSKA di Mosca, ha perso 78-78 a 75. E adesso il volley con Limoco Conegliano che in A1 femminile è un rullo compressore. Al Palaverde ha affrontato Busto ieri sera per uno scontro tra prima e seconda della classe. Non c'è stata storia, se tutto esaurito al Palaverde per le campionesse del mondo abituate a giocare il giorno di Santo Stefano. E dopo essere campionesse del mondo, come si sottolinea anche in società, si è campionesse d'inverno. Sentiamo il nostro tecnico Santarelli. Io credo che loro siano rimaste un po' sorprese dal fatto che noi siamo partiti
con questa aggressività, giocando a livelli molto molto alti, battendo molto bene. Loro hanno ricevuto e subito in ricezione, tenendo palla distante, è ovvio, non hanno questa facilità e questa possibilità di esprimere il loro gioco. Noi abbiamo, secondo me, lavorato benissimo in break, abbiamo lavorato ad intensità molto alta. A quel punto abbiamo capito che se avessimo giocato a quel livello lì per loro sarebbe stata dura. Loro indubbiamente poi hanno fatto fatica a rientrare in partita. Noi siamo stati sempre ad alti livelli, abbiamo sempre, ripeto, servito durante tutta la partita molto molto bene. Io credo che oggi abbiamo fatto una delle partite più belle della stagione, sono molto contento perché ce lo meritavamo dopo veramente un periodo lunghissimo, dopo aver lavorato tanto per un bel po' di mesi. Non so quante partite abbiamo giocato, credo che è stato fino adesso un cammino molto molto positivo, ci tenevamo a far benissimo davanti ai nostri tifosi. Oggi c'era veramente, si respirava proprio la voglia di giocare questa partita. Basti pensare al numero di biglietti venduti in prevendita o quando sono esauriti, no? Quindi volevamo dare uno spettacolo ai tifosi che ci seguono sempre in maniera calorosa. Io credo che oggi abbiamo fatto veramente vedere dell'ottima pallavolo, siamo contenti, vuol dire che siamo sulla buona strada, stiamo lavorando con tanta qualità. Sono contento anche perché abbiamo deciso dopo il post mondiale, di fare dei sacrifici. Il primo era quello di Perugia, l'abbiamo un po' pagato a caro prezzo, la prima sconfitta, diciamo, stagionale. Dopo ci siamo ripresi alla grande, abbiamo recuperato un po' di energie, le ragazze hanno lavorato in maniera perfetta secondo me, considerando che abbiamo dovuto gestire delle giocatrici, a parte Silla e Folici, sono state altre giocatrici da gestire in questo lungo periodo, quindi non ci siamo mai allenati con continuità, sempre a ranghi un po' ridotti, un po' perché pensavamo di far del bene alle giocatrici, perché ci sta a cuore prima di tutto lo stato fisico delle giocatrici. Però nonostante questo le giocatrici hanno lavorato e sono impegnate tantissimo. Io gli ho fatto i complimenti anche nell'ultimo allenamento, era molto difficile perché eravamo veramente a ranghi ridottissimi, eppure la qualità dell'allenamento è stata molto alta, vuol dire che la testa è quella giusta, vuol dire che stiamo lavorando molto bene. Io sono fiero e orgoglioso di quello che sta facendo questa squadra e lo staff, perché stiamo lavorando secondo me molto meglio di altri anni. Ci stiamo impegnando tutti tantissimo e questo è il coronamento di tanti sacrifici. È ovvio che adesso non è finito niente, quindi adesso abbiamo solo una breve pausa e poi ritorniamo in palestra, sempre con umiltà, piedi a terra, testa bassa, sacrificio, lavorare. Gli obiettivi sono altri 3, vogliamo provare a raggiungerli e quindi sappiamo che dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso, se non meglio. Quindi un altro 3-0 ieri sera contro Busto, 6 punti di vantaggio proprio su Busto Arsizio, seconda della classe. Quarti di Coppa adesso il 29 e 30 gennaio con Final Four a Busto Arsizio. Civitanova in A1 maschile continua in testa il suo campionato con 38 punti e mi pare che dalla regia c'è un augurio da Civitanova. Sentiamo. A Merry Christmas. I wanna wish you 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 a Merry Christmas. Che bello questo augurio, questo Merry Christmas dai 4 campioni appunto del Civitanova che è in testa al campionato. Complimenti, 38 punti. Gli altri risultati per quanto ci riguarda anche da vicino, le Venete, Padova batte Modena 3-1 e a Sora Verona batte Sora 3-1. Il campionato va ora in vacanza, c'è il preolimpico sia maschile che femminile. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, che è andato in campo il giorno di Santo Stefano, in casa contro Prata di Pordenone si è aggiunta un'altra vittoria finalmente, una vittoria netta per 3-0. I Leoni del Benetton hanno espugnato Parma sabato scorso per 13-8
con un primo match quindi che portano a casa al termine di un incontro giocato su di un campo al limite della praticabilità. Adesso si andrà in campo domani pomeriggio, fissato l'orario ore 14, seconda gara importante per i Leoni. Intanto c'è la squalifica arrivata, confermata per 3 settimane di Al-Afiqi per il gesto di reazione proprio nel primo match di Parma. E poi c'è un'altra novità, ci sono le nuove maglie. Io poi ne parlo, ma vediamo il filmato che ci mostra queste nuove maglie. Dopo il filmato, la Serie A, parliamo di calcio con l'Inter e la Juventus in testa al campionato, Lazio terza, Roma quarta, Atalanta quinta dopo aver dilagato contro il Milan. È proprio il Milan a scuotere il mercato in queste ore con la conferma, l'arrivo dell'ok di Ibrahimovic. Un altro ok sembra fatta per Vidal all'Inter, Vidal ha detto di sì, ora ci sono prove di intesa con il Barcellona, bisogna mettersi d'accordo con il Barca. Se ne va dall'Italia invece Mandzukic, che se n'è andato un po' arrabbiato, un po' contrariato, si è accasato al Al-Duhail. Il Napoli vorrebbe invece Lobotka, sempre nel mercato, il centrale del Celta. In uscita sempre dal Napoli sembrerebbe Koulibaly, tentato dalla Premier League, e poi Mertens, che però ha già rifiutato una prima squadra, ovvero il Borussia di Dortmund. Al Genoa si cerca il tecnico che dovrà sostituire Thiago Motta, si fanno i nomi di Nicola, di Ballardini e di Andreazzoli. A proposito di allenatori, Ancelotti, Carletto Ancelotti ha vinto la prima con l'Everton per 1-0 proprio giocando contro il Burnley. Andiamo in Serie B, dove le venete e le friulane si stanno comportando più che bene, tranne forse il Venezia, poi ne parliamo. Benevento che ha espugnato il campo del Chievo Verona vincendo in rimonta per 2-1, la squadra di Pippo Inzaghi si porta a 43 punti, il Pordenone invece va a Salerno e la Salernitana gli rifila 4 gol. Il Venezia, come vi dicevo, ha perduto 2-1 dal Cittadella di Venturato. Sentiamo un servizio proprio su Venezia Cittadella. Abbiamo bisogno di tirar fuori del carattere, oggi è una partita dove non doveva mancare il carattere. Nel primo tempo siamo proprio mancati, non abbiamo risposto con orgoglio. Devo dire, sapete benissimo la giovane età, però non può essere una giustificazione. Oggi abbiamo sbagliato, ma neanche l'approccio, perché i ragazzi l'approccio cercano di avere l'atteggiamento giusto. In questi giorni la partita l'hanno interpretata, già l'hanno vissuta, forse quello è il problema, l'hanno già vissuta tutti i giorni della settimana nell'attesa di giocare. Quindi ovviamente sono qua perché sono primo responsabile e vengo a parlare a voi perché giustamente devo prendermi delle responsabilità in questo momento difficile. È il momento più difficile da quando abbiamo iniziato e dobbiamo essere bravi ad uscirne. Non è facile perché invece che scalarne in avanti le posizioni stiamo andando all'indietro e questo non aiuta, per quando abbiamo fatto prestazioni abbiamo fatto i risultati che meritavamo e ora siamo qua a parlare di prestazioni non all'altezza e risultati giustamente paghiamo nei risultati. Sicuramente credo che abbiamo fatto una grande partita in generale, sia il primo che il secondo tempo. Poi sotto l'aspetto è vero che c'era un calcio di rigore probabilmente su Dio, purtroppo l'arbitro non l'ha visto e è andata così, quindi, però credo che sia da sottolineare la prestazione, la voglia di fare calcio, di provare a giocarcela, di andare
a fare quello che siamo bravi a fare, a saper aggredire, a saper anche tenere palla nei momenti giusti, a saper andare a far male. L'abbiamo fatto abbastanza bene anche il secondo tempo, abbiamo commesso un'ingenuità sul calcio d'angolo che ci è costato caro e abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. Mi dispiace aver preso gol in una partita come questa, perché credo che per quello che abbiamo fatto in campo la partita doveva finire almeno non prendendo gol. Dopo sicuramente abbiamo avuto due grandi occasioni, sia con Dio che con Lupi il secondo tempo, per arrotondare il risultato e portare a casa un risultato di grande prestigio, però accontentiamoci di 3 punti e guardiamo alla prossima che è qui a 2 giorni. Questo era Venturato, lui è un perfezionista incontentabile in questo punto e in questa gara, perché insomma c'è stata la vittoria del Cittadella a Venezia sul Venezia. Dionisi, come ha detto, è a rischio per quanto riguarda la panchina. Per ciò che riguarda i nostri campionati, Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda categoria, Terza categoria, vi ricordo che abbiamo fatto partire anche dalla scorsa settimana un nuovo appuntamento dedicato ai dilettanti, quindi dilettanti a tutto campo, condotto da Riccardo Bonvicini. Potrete trovare la prima puntata sulla nostra web tv www.venetoglobe.com in modalità Facebook e YouTube. Quindi potete andare a vedere un attimino quali sono le novità di questo programma e delle squadre che seguiamo domenica per domenica. Per chiudere vi ricordo il basket, il Ponzano femminile ha vinto un po' a sorpresa, diciamo 63-58 a Udine e si trova al quart'ultimo posto in classifica. Chi invece è deciso a vendere cara la pelle è la Rucher Sanve, perché ha perduto male contro l'Olginate e adesso deve assolutamente vincere con Varese in casa per approdare poi alle Final 8, trovare un posto nella Final 8 che sarebbe il primo obiettivo stagionale della formazione del presidente Guberti e del tecnico Marco Mian. Con questa notizia è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana, un buon weekend a tutti, ci avvicineremo sempre di più al nuovo anno. Buona giornata.